Ottava e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, miglio per soggetti di categoria G sono 11. 1 Ermete di Poggio, 2 Dimitri ZS, 3 Electric DL, 4 Elide I Greppi, 5 Dinen, 6 Blackfire Horse, seconda linea 7 Ecuador CR, 8 Batiz, 9 Cenerentola Leo, 10 Dalila Griff, 11 Elton Cup. In chiusura molto appoggiato Ermete di Poggio, numero 1 Tommaso Gambini in sediolo al rientro. Macchina intanto che accelera e lascia andare i concorrenti. La velocità iniziale di Electric DL e di Eli dei Greppi, scusate, che insiste nella sua offensiva, ma Electric replica, insiste ancora Eli dei Greppi, si avvantaggia parzialmente ma non passa, 200 metri velocissimi, 14,3, insiste ancora Eli dei Greppi su Electric DL, ma non riesce a sfondare. Più indietro rimane Ermete di Poggio, 400 iniziali in 28,6, leader Electric DL, all'esterno Eli di Poggio, poi Ermete di Poggio, Eli dei Greppi, poi Ermete di Poggio seguito da Cenerentola Leo, poi per corsie esterne c'è anche Batiz, lungo la corda Ecuador CR, intanto 44 secchi per i primi 600, all'esterno c'è anche Blackfire Horse intanto che copre Ermete di Poggio, 58,7 il passaggio agli 800, si continua ad andare via, grande andatura con Electric DL che ha respinto Eli dei Greppi, ha in schiena Ermete di Poggio, il chilometro intanto in 1,13,9, all'esterno anche Blackfire Horse, insiste nella sua azione, Electric DL si mantiene in vantaggio a 400 dalla conclusione, un parziale secco in 15,1, ora cala Eli dei Greppi, c'è Ermete di Poggio in scia e all'esterno Blackfire Horse, poi dalle retrovie cerca di avanzare anche Dalila Griff, lungo la corda c'è Cenerentola Leo, retta d'arrivo con Electric DL in vantaggio, Ermete di Poggio al suo esterno, poi Cenerentola Leo, Ermete va all'attacco di Electric DL, Electric DL si difende da Ermete di Poggio, Electric DL vince su Ermete di Poggio al terzo, Cenerentola Leo 1,14,6, 30,5 chiudere. La vittoria in percorso di testa di Electric DL. Francesco Di Maggio in sediolo per conto di Alessandro Dettoris e del signor Walter Zanetti. Andiamo a rivedere Electric DL che vince da un capo all'altro, respingendo prima Eli dei Greppi, poi Ermete di Poggio nel finale, che deve accontentarsi del secondo posto. Al terzo finisce Cenerentola Leo.